agenti della squadra mobile di Venezia hanno arrestato i 2 responsabili dei colpi nei supermercati avvenuti negli ultimi mesi a Mestre e dintorni. Continuano gli incendi nella nostra regione, arriva l'appello del presidente Zaia. In questo momento delicato serve la collaborazione di tutti. In aumento i contagi da Covid anche nell'ULSS 3 Serenissima, oltre 300 i tamponi che vengono effettuati in media al giorno e la somministrazione della 4ª dose sta andando oltre le aspettative. Dolori all'addome, 3 visite al pronto soccorso di Chioggia con conseguenti dimissioni. Federica è morta a 37 anni, si attende l'autopsia. Da gennaio la polizia locale di Jesolo ha emesso 30 DASPO urbani. L'obiettivo è contrastare il degrado urbano e sanzionare chi ostacola l'accesso e la libera fruizione di luoghi pubblici. Il caos all'aeroporto di Tessera ha indotto vari passeggeri a cancellare dei voli che erano stati prenotati, questo anche a causa dello sciopero di domenica. L'incontro in prefettura non ha dato l'esito sperato sulla situazione degli uffici anagrafe URP e Stato civile. Continuano le richieste dei sindacati per potenziare i servizi. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali c'è la cronaca con l'operazione della polizia di Venezia che ha arrestato i responsabili dei colpi nei supermercati avvenuti negli ultimi mesi in provincia. Ci lavoravano da un po'. Ora gli agenti della squadra mobile di Venezia hanno trovato i responsabili dei colpi nei supermercati della terraferma avvenuti di recente, sempre in orario serale. Si tratta di 4 italiani residenti nel territorio. Per 2 di loro, al termine delle indagini, sono scattati gli arresti domiciliari con obbligo di dimora, poiché fortemente indiziati di rapina aggravata. Entravano nelle attività commerciali con fare minaccioso, pistola alla mano e volto coperto e puntavano direttamente alla cassaforte. Un modus operandi ripetuto almeno 3 volte, secondo quanto ricostruito dalla polizia veneziana. Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito la misura cautelare questa mattina su disposizione della procura lagunare. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i malviventi entravano nel supermercato, intimavano i clienti intenti a fare la spesa e il personale di cassa a mantenere la calma e si dirigevano verso l'ufficio del direttore del punto vendita, puntandogli una scacciacani al volto. Lo minacciavano fino a quando non consegnava il denaro contenuto all'interno dell'armadio di sicurezza e fuggivano. I 4 non facevano nulla a caso, effettuavano più sopralluoghi nel supermercato nei giorni precedenti al colpo. L'obiettivo era quello di verificare orari e giorni di presenza del direttore, che poi gli avrebbe consegnato il contante presente in quel momento all'interno della cassaforte sotto minaccia. Gli incendi continuano a devastare tutto il Veneto e non solo, come vedremo fra poco. Il sindaco di San Michele al Tagliamento fa il punto dopo il vasto incendio in Pineta a Bibbione. In Veneto i roghi si sono moltiplicati in varie località dopo il primo vasto incendio scoppiato a Bibbione lo scorso venerdì 15 luglio, colpa anche del caldo e della siccità diffusa che non stanno dando tregua. La situazione oggi, stanotte, è sicuramente sotto controllo, ci sono ancora questi piccoli fumaioli, come aveva prima ricordato anche il presidente Zaia, che in qualche modo sono monitorati dai volontari a cui va tutto il nostro ringraziamento della Forestale. I vigili del fuoco continuano ad essere impegnati su vari fronti per domare le fiamme, nonostante l'emergenza di ieri mattina, sempre nell'area della pineta di Bibbione, sia rientrata. Ricordo che lì c'è stato anche un piccolo problema legato all'incendio di una parte, una piccola porzione del pontile che collega Lignano. Grazie all'abilità dei forestali lo stanno già ripristinando. Hanno iniziato già ieri mattina e in settimana presumo sia completato, e quindi per sabato noi presumiamo che anche il collegamento attraverso questo traghetto tra Bibbione e Lignano possa riprendere in tutta continuità come nel passato. Da Bibbione continua anche oggi l'attività di presidio per fumaioli sparsi. Il gran caldo durerà ancora a lungo e per questo il sindaco Maurutto insiste sull'importanza di introdurre un nuovo sistema di monitoraggio delle attività agricoli dei privati che si avvicinano molto all'area della pineta di Bibbione e possono rappresentare le cause scatenanti di incendi accidentali che poi
si propagano con molta facilità nelle aree circostanti. Noi dobbiamo trovare un accordo con i privati per garantire al meglio queste pinete e eventualmente anche quando dopo la lavorazione agricola vanno in qualche modo arati subito questi campi in modo tale da evitare che ci possano essere, diciamo, potenzialmente delle zone facilmente incendiarie. Anche il governatore Zaia interviene sugli incendi che stanno devastando il territorio. Fa un appello a tutta la cittadinanza, e cioè non parcheggiare l'auto incandescente dopo un lungo viaggio sopra superfici arboree seccate, non gettare a terra una sigaretta nemmeno se si ritiene di averla spenta bene e utilizzare i tradizionali barbecue a distanza di sicurezza da ogni possibile arbusto. Ma il fronte di queste ore è più a est, a Trieste, per le fiamme che stanno avvolgendo il Carso. Vi mostro queste immagini che arrivano dall'elicottero di Drago 71, l'elicottero dei Vigili del Fuoco di Venezia, che stanno appunto intervenendo accanto ai colleghi del comando di Gorizia, Udine e Trieste, impegnati con tutte le squadre disponibili per un vasto incendio per l'appunto nella zona del Carso. Autovie Venete ha predisposto la chiusura del tratto della 4 tra Re di Puglia e l'Isert in direzione Trieste, con uscita consigliata a Villesse per un tratto di circa 15 km. Interrotta anche la circolazione ferroviaria tra Monfalcone e il bivio d'Aurisina. Per tutelare l'incolumità dei viaggiatori è stata disposta la chiusura del tratto autostradale Sistiana-Re di Puglia in direzione Venezia. Si tratta di circa 30 km di percorrenza tra 4 e Raccordo. La situazione è in continua evoluzione, stanno confluendo diversi mezzi, tra questi appunto Drago 71 del comando provinciale di Venezia. C'è poi un altro fronte, quello solito del Covid. Sono in aumento i contagi anche nel veneziano, nel territorio in particolare dell'ULSS 3 Serenissima. Facciamo il punto. Il dato che noi registriamo quotidianamente dei contagi è veramente preoccupante. Lavorare con 1000 contagi ogni giorno diventa importante e faticoso per tutti i nostri collaboratori. Anche nell'ULSS 3 i dati sui contagi da Covid non sono confortanti. Dopo 2 anni di fatiche e di lavoro magari abbiamo bisogno di un attimo di riposo, e invece oggi oltre 1000 positivi, perché poi distinguiamo tra positivi e pazienti, e su tutto il territorio 12.400 positivi, vuol dire un grosso impatto per la comunità e soprattutto per chi se ne deve occupare, i servizi, sanità pubblica in particolare, ma anche in ospedale. Anche il lavoro nell'effettuazione dei tamponi è tornato a essere importante. Al Palexpo di Marghera se ne effettuano una media di 300 al giorno. Quello che si è dimostrato un po' con questa ultima variante è che assistiamo ad alcuni casi appunto di sintomatologia un po' più elevata, dalla febbre al corredo tipico del raffreddamento, e tranne i casi che possono essere ospedalizzati, che hanno chiaramente una compromissione maggiore, e in alcuni casi una positivizzazione un po' più lunga, oltre i 7 giorni. Quindi persone che al 7° giorno il tracciatore pone il tampone per l'uscita dall'isolamento, risulta ancora positivo e deve ripetere dopo un altro paio di giorni. Ecco, queste sono un po' le diversità che stiamo notando. Mentre la somministrazione della 4ª dose agli over 60, iniziata da qualche giorno, sta andando oltre le aspettative. La cosa che sta interessando è che in realtà il numero importante delle 4ª dosi è molto vicino a quello delle prime dosi, cioè stiamo notando che c'è una fetta, e questo fa molto piacere in senso di protezione per la popolazione, che c'è una quota soprattutto tra gli ultra 60 e 80 che ha deciso finalmente di avvicinarsi alla vaccinazione, e questo fa ben sperare così nella responsabilità collettiva, insomma. Ecco. L'altra cosa interessante è che oltre ai sistemi online di prenotazione abbiamo mantenuto l'accesso diretto che avevamo sperimentato precedentemente, che è molto faticoso per noi perché equivale a circa quasi il 50% degli accessi. Questo abbiamo visto che soprattutto sugli anziani, che magari prenotarsi online non è proprio sta cosa simpatica e immediata, sta favorendo la possibilità di aderire alla campagna vaccinale.
E c'è un caso all'interno dell'ULSS 3 sul quale si sta tentando di fare piena luce. Una 37enne è morta improvvisamente in sala d'aspetto al pronto soccorso di Chioggia la scorsa domenica. Si era già rivolta alla struttura 3 volte. Una 37enne di Chioggia è morta un'ora dopo il suo arrivo in pronto soccorso la scorsa domenica 17 luglio. Federica Fabris è deceduta improvvisamente mentre si trovava in sala d'attesa del pronto soccorso di Chioggia, dove si era recata spontaneamente perché si sentiva poco bene. La donna accusava dolori in varie parti del corpo. Il decesso è stato istantaneo e per lei non c'è stato più niente da fare. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato alla morte, pertanto l'ULSS 3 ha disposto per oggi un riscontro diagnostico per capire le ragioni dell'improvvisa scomparsa. Non ce l'ha fatta Maria Quintavalle, l'86enne di San Donà di Piave, è rimasta coinvolta il 27 maggio scorso in un incidente stradale. Il suo cuore ha smesso di battere venerdì scorso, 1 mese e mezzo dallo schianto avvenuto in via Vittorio Veneto. La signora stava procedendo per la sua strada quando si è scontrata con l'auto condotta da una 77enne residente a Noventa di Piave che secondo le prime ricostruzioni potrebbe non aver dato la precedenza. Un impatto che è stato violentissimo. La Procura della Repubblica ha disposto l'autopsia per proseguire con le indagini. Maria Quintavalle, vedova e senza figli, lascia un nipote. E andiamo adesso sul litorale a Jesolo per tornare a parlare di sicurezza e decoro pubblico con il resoconto del sindaco. Spaccio ed episodi gravi legati ad accoltellamenti ed elemosina in luogo pubblico si sono verificati nell'ultimo periodo a Jesolo, dove la polizia locale ha emesso da gennaio 30 DASPO urbano. Siamo arrivati all'emanazione di 3 ordinanze che prevedono il divieto di consumo, di detenzione di alcolici in luogo pubblico, la chiusura anticipata un giorno a settimana di alcune attività, i mini market alle ore 24, i chioschi sulla spiaggia alle ore 22 e poi la chiusura sperimentale di 3 accessi al mare. Inoltre nei primi 7 mesi del 2022 gli agenti del comando di Jesolo hanno sanzionato con il provvedimento di allontanamento soggetti fermati nel corso dell'usuale attività di pattugliamento della città. Come polizia locale abbiamo attivato vari servizi durante la settimana, sia in borghese che in divisa. Abbiamo un'unità cinofila, quindi stiamo cercando in maniera importante di dare delle risposte. Oltre alla sicurezza, Jesolo è diventata protagonista negli ultimi giorni di fatti che riguardano il decoro pubblico. Sempre più turisti stranieri girano per le vie della città in bikini o tanga, incuranti del buon costume, fomentando i malumori di residenti e commercianti. Noi sicuramente stiamo avviando una riflessione su questo tema, però almeno per quest'estate non andremo a intervenire con delle norme, anche perché purtroppo la carenza e comunque le disponibilità di persone di polizia locale sono limitate e quindi sarebbe ridicolo fare delle ordinanze che poi si fa fatica a far rispettare perché non hai le persone per farle rispettare. Il caos dei voli, in particolare quello all'aeroporto di Tessera, che ha indotto vari passeggeri a cancellare voli prenotati già da tempo, un vero e proprio disagio. Questo anche a causa dell'ultimo sciopero, quello di domenica. La ripresa dei viaggi post-pandemia, l'aumento dei turisti, ma poi il caos all'aeroporto Marco Polo, con la mancanza di personale, lunghe code, scioperi e voli cancellati, che nelle ultime settimane hanno costretto i passeggeri a terra per ore. Le dichiarazioni del presidente di Save nei giorni scorsi, con la conferma dei disagi per tutta l'estate, non sono state di conforto e il risultato è stata la disdetta di vari voli. Nella settimana dall'11 al 17 luglio, tra arrivi e partenze, sono stati 1.692, di cui il 2,7% cancellato, dato leggermente più alto rispetto alle medie precedenti, ma ad incidere significativamente questa volta è lo sciopero di domenica 17 luglio. Save evidenzia però in una nota un dato che inverte questa tendenza negativa.
L'aeroporto ha ricevuto 1712 bagagli disguidati, ossia spediti in ritardo da altri scali o inviati erroneamente, ma ne ha riavviati alla giusta destinazione 2034. Insomma, nonostante le difficoltà, l'Italia sta comunque reagendo bene, sia a detta del presidente Marchi che dell'assessore regionale al turismo. Grazie ad accordi anche sindacali, le nostre compagnie, il nostro sistema aeroportuale ha consentito di trattenere anche quel personale che ora diventa fondamentale nella fase di ripartenza, anche seppur insufficiente rispetto alle necessità. Però vediamo che negli altri paesi, penso alla Spagna, alla Francia, alla stessa Germania o Inghilterra, la situazione è molto più grave che nel nostro paese. Nella nostra regione poi l'indotto turistico non sta risentendo troppo dei disagi aeroportuali. Noi abbiamo una grande fortuna, che gran parte dei nostri turisti sono turisti di lingua tedesca, quindi Germania, Austria e Svizzera, che utilizzano l'automobile o il camper come mezzo di trasporto privilegiato. Quindi sicuramente anche noi pagheremo un po' da questa situazione aeroportuale delle compagnie aereo, ma molto meno delle altre regioni. Sicuramente ci sarà qualche problema, qualche disservizio, però non vediamo disdette e non vediamo situazioni drammatiche per quanto riguarda il nostro turismo, soprattutto sulla costa, sul lago di Garda, sulla montagna. Ecco, le città d'arte soffrono un po' di più perché quel turismo è un turismo che è molto internazionale, quindi proveniente addirittura da fuori Europa. Ecco che qui il peso dell'aereo, quindi aeroportuale, ha un'incidenza maggiore. Si è tenuto questa mattina l'incontro in prefettura con i sindacati sulla situazione degli uffici anagrafe, URP e Stato civile del Comune di Venezia. Queste le reazioni a caldo. È assolutamente negativo l'esito del confronto di questa mattina in prefettura con il Comune di Venezia sui servizi di anagrafe e Stato civile. Continuano le richieste sindacali al Comune di Venezia per potenziare i servizi degli uffici anagrafe, URP e Stato civile, che non riescono più a garantire tempi di risposta adeguati ai cittadini. Che c'è stato un importante calo dei lavoratori in servizio. Siamo passati dalle 120 unità di qualche anno fa ai 104 di oggi e le unità si ridurranno ulteriormente con i pensionamenti. Si ribadisce che le risposte del Comune siano del tutto insoddisfacenti. Inoltre Giordano di FPCGL spiega che per fare una normale variazione di residenza ci vogliono più di 30 giorni, per un documento d'identità oltre 60 giorni, come anche per le trascrizioni degli atti sulle nascite, morti o matrimonio, per non parlare dei disagi nel garantire i tempi di legge per la concessione della cittadinanza. Abbiamo chiesto assunzioni subito e ci siamo sentiti rispondere che ci saranno alcuni potenziamenti. Non è accettabile che questa amministrazione non investa in questi servizi fondamentali per la cittadinanza. Giordano allora conclude lapidario. Se questa giunta non è in grado di garantire questi servizi ai cittadini, restituisca alla prefettura questa funzione. Ma noi non staremo a guardare, metteremo in campo assemblee con i lavoratori, discussioni, confronti per costruire una mobilitazione che parli ai cittadini, che provocatoriamente restituisca le deleghe alla prefettura e chieda un radicale cambio di passo. Parliamo adesso di calcio, si parte già con un big match sabato 13 agosto al Penzo tra Venezia e Genoa. Sarà una Serie A davvero di altissimo livello quella che attende quest'anno il Venezia Football Club e si parte già con un big match sabato 13 agosto, possibile qualche anticipo il 12, con il big match al Penzo di Sant'Elena tra Venezia e Genoa, due squadre protagoniste lo scorso anno in Serie A. È stato presentato a Reggio Calabria il calendario della prossima Serie B che si concluderà il 19 maggio 2023 per poi lasciare spazio a play-off e play-out. Tante grandi piazze e non ci sarà, al contrario della Serie A, la lunga sosta invernale tra novembre e dicembre per i mondiali in Qatar. E noi speriamo veramente che il Penzo sarà pieno di tifosi, di quelli veri, non che vengono allo stadio soltanto perché si è in Serie A e perché vengono a giocare le strisciate, ma perché gioca il Venezia e noi siamo appassionati del Venezia e vogliamo seguire il Venezia, quindi io spero che già dal 13 o 14 agosto il Penzo sarà pieno.
Spero che la Lega ci dirà presto le date degli anticipi e dei posticipi, perché anche per quanto riguarda le trasferte noi ci stiamo già organizzando. Il nostro club, il Club Altamarea, ha una bellissima tradizione. Nel mese di agosto subito un trittico insidioso per il Venezia, che comprende anche alla terza giornata il derby a Cittadella. Tante grandi piazze partecipano a questa Serie B, 2 soli turni infrasettimanali, 3 soste per la nazionale, oltre alla pausa natalizia del campionato che si fermerà dal 27 dicembre al 13 gennaio. Le squadre competitive sono quelle che rappresentano le più grandi città italiane, che sono straordinariamente fuori dalla Serie A da molti anni, e attorno a questo si svolgerà il tema principale di tutto il campionato. Parliamo di lavori pubblici, stanno proseguendo regolarmente i lavori, il cantiere sulla strada regionale 11 verso Venezia dopo l'apertura 3 corsie del viadotto principale, il collaudo della galleria nello scorso mese. Continuano i lavori con la realizzazione della rampa di collegamento tra la rotatoria in quota e la futura rotatoria a raso. Il nuovo assetto viabilistico a livelli sfalsati migliorerà la connessione tra Mestre, Marghera e Venezia. La rampa a doppio senso di marcia che collegherà le 2 nuove rotatorie della strada regionale 11 sta quindi per essere ultimata. Queste le immagini. E chiudiamo con una pagina dedicata al caldo record di queste ore, con la Protezione Civile del Veneto che, alla luce delle previsioni del bollettino del fisico e della qualità dell'aria emesso proprio in queste ore da ARPAV, ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico per i giorni dal 20 al 22 luglio. Riguarda le zone costiere, anche la pianura, ma mi confermano dalla Regione anche la fascia pedemontana. La Regione ricorda che per segnalazioni, lo vedete in onda, informazioni in ambito sociosanitario, è attivo questo numero verde 800 535 535. Tutto questo in collaborazione con il servizio telesoccorso e telecontrollo. Tra l'altro proprio in questi minuti vengono confermate le temperature che si sono registrate nella giornata di oggi. Parliamo di 2 picchi, uno a Fossalta di Portogruaro, quindi siamo in provincia di Venezia, l'altra a Castelfranco nel Trevigiano. In entrambi i casi le massime sono state di 36 gradi, ma un po' in tutto il Veneto i termometri hanno sfiorato i 34-35 gradi. Clima torrido tra l'altro anche in montagna, con 27 gradi a Cortina e 11 sopra lo zero ai 3200 metri di Punta Rocca, quindi sulla Marmolada, quindi sappiamo quanto il tema sia sensibile in questo mese di luglio. Questo quindi il quadro, e a tal proposito vi lascio con le previsioni del tempo. Grazie davvero per l'attenzione e buon proseguimento. Bentrovati al meteo. Anticiclone africano sull'Italia, tempo buono e caldo intenso. Quanto durerà? L'apice è proprio in questi giorni, ma la situazione potrebbe protrarsi ancora, stando alle ultime proiezioni anche all'inizio dell'ultima settimana di luglio. Staremo a vedere. Vediamo intanto il dettaglio. Sul Veneto cielo sereno e limpido, poco nuvoloso nelle ore pomeridiane in montagna. Occasionalmente, specie sulle Dolomiti, si potrà associare a qualche temporale. Temperature roventi, minime tra 19 e 25 gradi, massime invece comprese tra i 32 e i 36 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso ampio soleggiamento, il cielo si presenterà sgombro da nubi e non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 21 e 23 gradi, massime sui 31-35 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità, anche qui bel tempo. Aumenterà la probabilità di rovesci e temporali al pomeriggio e in serata. Temperature minime intorno ai 21 gradi, massime sui 36-37 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.